Allora, siamo qua con la signora Lina che ci racconterà dei bacchi da seta e dei cavalieri. Lina, come che si fa nascere i cavalieri? Dunque, bisogna un scaffale come un armadio. Sì. E dentro tutti i cassettini, si mette a cassettine come una scatola delle scarpe, per esempio, sol di legno. Sì. E dentro si metteva un'oncia, chi voleva un'oncia, 2 once, 3 once. Qui prenotea, da sottobordo, il prenotea a nome e il numero e l'once. All'oncia. Allora dopo si metteva dentro, io volevo una stanza tutta cosacco, con i suoi, tutti lì. Tutta bianca, tutta attorno. Ah sì? Sì. Perché allora? Perché sterilizzare, no? Ah, per sterilizzare la stanza. Ecco. E si mette gli ovi dentro? Allora? Si mette gli ovi. Solite cassette, 18 giorni in questa incubazione, là. Quando si comincia a fare crec, allora si comincia allora bisogna tenere tanto umidità dentro della stanza, bagnare tutti i suoi. Ah sì? In modo che gli ovi si crepisce. Ah, ho capito, si verdesse completamente. Ecco. Dopo, quando chi va così, si metteva una cartina tutta sbusata, bianca la prima. Quando comincia a nascere, si metteva sopra questa cartina, si chiedeva un po' da mangiare. Allora, alla mattina si tira su e viene sopra la prima onda, la prima squadra, ecco, per esempio. Sì. Dopo si metteva qui a celeste carta e viene sulla seconda. Ogni muta? Ogni tenerina, ogni muta che fiat metteva una carta di colore diverso. Sì. La prima bianca e la seconda celeste. E dopo resta gli ovi sotto e si buttava via. Dopo la gente veniva solo la mattina, la prima e la seconda. Però non bisogna mettere la prima e la seconda assieme. Perché i primi ormai dobbiamo mangiare 4-5 volte. Ah, ho capito. Quindi lì è diviso. E la gente cosa ce l'ha qui della prima o qui della seconda, sai? Tutti sì, ogni tenerina aveva il suo nome e le once che vi per notare. Ah, ho capito, sì. E veniva solo. E come feci a misurare le once? La via misurine, un'oncia e mezzo, perché il consorzio non ti dice perché gli ovi voleva congelare. E gli ovi da dove arrivi? Dal consorzio no, dal consorzio che c'è un bordo di direttore. Ho capito. E dopo si dà a mangiare e dormire dalle 1. Bisogna tirare su qua cartina e mettere su il letto pulito. Quando chi deve che si comincia a dormire 24 ore bisogna dare da mangiare perché sennò si vede meglio lì e poi si tira su, si mette sul netto e dopo 8 giorni 10 ci fa la seconda, sulla terza e fa la quarta, sempre così. Era tutti che fa sto tipo, la gente qua del paese, quante once vendesci? Tante? Era tutto colognezzi, sì, e dopo noi altri sono molto che tenia 5-6 onze che invece noi altri. Ah, ho capito, sì. Capisci? E dopo, fino ai 4, e poi ci portava, noi ad esempio il grisolò, mi metteva in fuori, in maniera 8 giorni, e dopo, quando era l'ora, andiamo a affidare, si metteva a legno. E mi ha detto che a un certo momento non faceva più le legne, ma ti aveva trovato un sistema con i risoi, come tu fai? Sì, non state detto, però le legne in mezzo e attorno il risolone mettessi i ris, tagliare la paglia, dove è cose e dopo si fa i ris con la macchina. Ma te che ti ha insegnato sta roba dei ris? La sua bordo là. Ah sì. È stata 7-8 anni che ho fatto i nascere. Perché prima era una bigatina e dopo vedi si arrangia lui e mi. E chi la bigatina? Chissà che. No, ma era chi la bigatina, quella che fa nascere i ciamea così? Sì, come mia che io te a lui capisci tu? Quindi quella che fa nascere gli ovi la si chiama bigatina? Sì.
Sì, qui è che sta io i cavalieri Farnasi c'è mia bigatina. La bigatina. Perché le anche al libro, porca miseria. Quella è Francesca? Sì che l'ha data Camilla. Ah, sì. Ma le spiega tutto. Comunque, e dopo, quando ero appunto lì, Mario te la tira fuori. no? Sì, vai qua, tutte le cose di... Ah, tu anche l'hai fatto? Ah, sì. Sai che noi mi dici sotto le vie, che noi non si possono mettere Sotto le vie, all'aperto, a filarci e noi vediamo freddo. in via tenda solo. E io messo una tenda. Se non era sera. Guarda, qui tu, guarda. Guarda che bei soldi. Tutti qui di cavaliere, guarda. Tutti che... Aspetta che fai la foto adesso. E sto coso dei cavalieri quando ero sui 40 lì, no? Da quando qui nasceva. Sì, ma su un mese e mezzo si tira su legalite praticamente. E io sentendo, nobile io sono, tutti mi possono servire, un solo cibo mi potrà gradire, faccio 4 sogni in tutta la mia vita per fare un'opera ben compita e se non mi mettessero nel forno con le mie ali farei ritorno. se ne sto cosa è legalite non ne sbusa e torno fuori. È una poesia, Sì. Chi è che l'ha inventata? L'hanno anche dei cavalieri. Tornami a dire. Com'è? Nobile io sono. Nobile, sì, il cavaliere. Tutti mi possono servire. Un solo cibo mi potrà gradire, perché mangia solo fuori. Solo fuori. Faccio 4 sogni in tutta la mia vita, per fare un'opera ben compita. E se non mi mettessero nel forno, con le mie ali farei ritorno. Bella sta cosa. E chi è che l'ha inventata? Là le femmine? Chissà, che bello. Io di tutti, vero, cavalieri, vignali, tutti. Sì. E lì c'è mia cavaliere perché veniva trattati bene, Così. I veniva E trattati. dice tagliare la foglia su per 1940. Dove? Su per le montagne, perché qua te ne trovi a poco, perché tutti i miei cavalieri. E dopo sì. Però bisogna stare attenti che quando chi nasce per esempio non fare gradazione prima più di 18 gradi, perché si partiva normale e dopo ogni giorno ci metteva sempre più. Però quando chi stia per nascere, ogni 2 ore la sveglia sono per andare a vedere. Ah sì? Sì. E poi nascere ogni momento. E poi andare sulle cose, si scotta, no? Ah, ho capito, doveva essere tenuto una temperatura costante, 18 gradi. Più di 18 gradi. E come fai si tiene la temperatura costante? Con la stua? Stua è solo di stanza ieri. Una stua a legna? Una stua. La signora lì vanno con i munizioni. Capisci tu? Una stanza. Lei è 3 anni che mi è sorvolto, lei? Sì. Figli da sera. Non entra nessuno. No. Anche perché si rischia di farli e dopo quando chi viene Ciolli, gli dia il suo numero e il suo numero su è un nome. Cosa costerà un'uncia? Ti ricordi? Non so. Do 300. Non so. Sì, quello ce l'era insomma. Così, avanti così. Ma io ho 8 giorni, 10, conforme alla temperatura. E io ti sapevo che ti doveva cambiarli quando pareggiarli per dormire e pareggiarli quando ti doveva tirarli su. Perché gli dormi anche? Sì, 24 ore, guarda che devi vedere uno che scoppia a levare, doveva fermare, se no veniva mai lì. 24 ore dormia, dopo 24 ore. Ah, una volta che si vedeva... Si vedeva che cambia colore praticamente e dopo qui dorme, stia là con la testinata là, quella stella qua che ti vedeva e fermi. E il colore era nero, no? No, nero sì, ma quando via cosa, veniva giallin, e dopo qui muoveva la pelle, ora gli era brutti. E allora metti le carte e tiri su e gli voleva servire, sa tu? Sì, Sì, bisogna stare dietro, per quello che hai dentro la poesia che gli era trattati bene. Sì, nobili. Nobili. Sì. E lei per quello che si chiama cavaliera in dialetto, perché... Sono andata a meno su quanti anni da Cioborto. Sì, E dopo non ho smesso, e dopo sono andata da Mestra Costello, perché ti conto come è stata la Mestra Costello.
mi viene ancora il municipio e da lì nella fallina e da lì vedi i miei cavalieri. Sì, sono andati in cucina, io ero ormai dai 4, per terra, tiri su cucina e tutta la muffa sotto. Oh signora. Signora, per l'amor di Dio, guarda che la rovina tu. E l'ha detta la Rosetta, sua mamma della Lola, che era là che la attendeva perché la signora non sapeva niente. Sono passata di sono andata a reggere sul bordo, a me fa piacere, vai là, maestra Costera, a vedere come che i cavalieri. No, lì non vai che non mi interessa, a vedere che l'ha rimorso si va mai, se nati là, fino che l'ha vista, su, metti le carte, tiri su e metti. Era a tirare su, insomma. Dall'umidità che viene. Ah, li ha salvati allora? Sì, Sì, li ha salvati. Guai che mi ricorderò sempre che dopo mi ha mandato un chilo del formaggio da signora. Sì, perché te ha salvati. E dopo vivi in municipio, però non è qualche tocco a guardarla, cos'ha così. Però da sorbordo ieri fissa era. Sì. Di lì c'era lui era più di no, capisci? Sì, di no, tristella te. Sì, dormirai da casetta, no? Dai. Sì, perché quel periodo là bisogna stare là 24 ore sì. finché non si vede ovvio. Sì. Ti sentia sui 6-7 lì, fai cric. 7-8 di ore. 18 giorni. Ah, 18? Sì. Ma prima non te ne prima, ti sentivi fai cric e allora bisogna tenere tanta umidità. Tanta umidità, allora se bagnai iniziò. Mi aveva portato la cosa che voleva l'umidità in modo che si rompesse di più perché e dopo cos'è? E la manodopera là come era? Fiori, era di tutto, donne, femmine? La maggior parte era femmine. Perché una volta si tirava la foglia a mano e dopo invece la macchina. Si appelleva. Sì, appelleva a mano, dopo io un altro dove perché poi a tirare dentro capisci tu la macchina. Sì. E tu hai dei grisoloni, guarda. Questi dei grisoloni. E i grisioli invece le era quei piccare al soffitto. Le grisiole era 1, 2, 3, 4, sì. E era 50, 70, fissi ora da dare a mangiare alla porta perché se ti fa tan caldo, bisogna che ti dai da mangiare ogni ora. Perché più caldo che era più magna. Perché tanti su 8 lì diceva via va a fidare, invece se non è tanto caldo che mi mangia, io invece cadiese no? E conforme. E come feci capire che era ora che andessi in il bosco? E io veniva grande, quando chi veniva a fidare, veniva già quasi così. I veniva gialli. E quei veniva gialli era. E allora bisogna mettere le legne e loro veniva su e dopo attorno così si metteva una foglia perché tutti colpo di stanca 8 di prima di andare su il pindrio perché di qui che mangia e quel che non mangia si metteva questi ris attorno. I ris de segale. Si andava a cosare la segala. E cosa servivi sti ris perché non li scampesse fuori dal grigiolo? Sì, scampesse fuori anche i tuoi a meglio posto, si ingarbugliano in lì sui ris a fare la galletta. Tante volte sento che via che per fidare che era brutto tornare, i stialani si corchea. E tante volte toccava che pizzare il fuoco gli altri perché era freddo. Il cambiamento di temperatura. E allora loro non fendono? No. Sempre caldo io. Compagni qui del mangiare, tanti da mangiare ogni 2 o 3 ore e tanti che se sta caldo bisogna che ti dai da mangiare ogni ora. E quando io che le finì sta roba qua? Che non se ne. Come mai che a un certo momento? Non so. La tenisti Lula Molà. Dopo la tenisti dopo la tenisti a Costera e dopo la tenisti Moras che Moras lui ieri e sesti ha buttato via tutti. Ah sì? Sì, perché si vede che la semenza non era bene e mi tocca buttarli via tutti. Signor. Ciao. Ciao. E qualche domanda di cavaliere? Così dai, va bene.